2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a Bresa Belesa, un nuovo appuntamento che inizia con il dialetto. È il custù, che cos'è? È la gamba del tavolo, il gambo del cavolo, giochiamo anche un po' sull'assonanza, o la schiena. Poi attenzione, la bellissima e preziosa croce di Desiderio conservata nel Museo di Santa Giulia. Quante gemme ci sono in questa famosa croce? Circa 150, circa 190 o circa 210. Poi attenzione, nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in un altare marmoreo, uno degli angioletti si mette un dito dove? Sulla bocca, nel naso, e non sarebbe pure un angioletto educato, oppure nei capelli? Restate con noi, grazie. Sara, studentessa di lingue, vero? Esattamente. Benissimo. A che anno sei di università? Ho iniziato l'ultimo anno. Ma caspita, ma cos'è? 3 anni, 4 anni, 5 anni? 3. 3. E poi sai già cosa vorrai fare? Allora, se riesco Sì. a trovare lavoro mi fermo, altrimenti continuo. Insomma, dai, ti auguriamo ogni cosa bella perché sei esatto. seria, secondo noi anche bella determinata. È il custù in dialetto bresciano. Tu lo conosci il dialetto? Lo parli? Più o meno. È la gamba del tavolo, è il gambo del cavolo oppure la schiena? È il custù. Gamba del tavolo, gambo del cavolo o la schiena? Non gambo del cavolo come dico io, un gambo del cavolo, proprio il gambo del cavolo. Dai Sara, forza. Gamba del tavolo. Gamba del tavolo, aie. Senta, quante gemme sono incastonate nella famosa croce di Desiderio? Sai, la croce di Tre Desiderio in Santa Maria in Solario, in Santa Giulia. Quante ce ne sono? 150 circa, 190 o 210? Soltanto. 150, 190 o 210? 210. 210, quante te ne regalerà anche il tuo fidanzato, Mi raccomando, non fate gli spilorzi con questa. Nella chiesa dei Santi Nazario e Celso, in un altare marmoreo, uno degli angioletti si mette un dito dove? Non pensa male. No, sulla bocca, nel naso o nei capelli? Nei capelli. Nei capelli. No. Immaginavo. Vediamo. La signora Lucia, che conosce il dialetto bresciano? Sì, lo abbastanza, parla. lo parlo. Anche in famiglia magari se ne parlava. Sì. Si diceva, si usava. Sì, si usava il dialetto. È il custù, signora Lucia, che cos'è? È la gamba del tavolo, è il gambo del cavolo o è la schiena? È il custù. È il gambo del cavolo? A lei piace il custù, si mangia? No, io non. Però bisogna pulirlo solo l'interno, semmai. Va bene, il cavolo dicono che faccia bene. Allora senta, la famosa e bella e preziosa croce del Re Desiderio, conservata in Santa Maria in Solario, sa che è impreziosita da tantissime gemme, sì. Ecco, non è che si possono pure contare, però quante sono secondo lei? Circa 150, circa 190 o addirittura 210? Sono tante. Per me superano i 200. Quindi 210? Sì. Insomma, abbastanza... corposa. So insomma. che l'ho vista ancora e sono tantissime. E sono molto belle. Nella chiesa dei Santi Nazario e Celso, sempre in centro, in un altare marmoreo, uno degli angioletti si mette un dito dove? Sulla bocca, come di silenzio, nel naso, insomma magari un angioletto poco educato, o nei capelli? Questo non... Dai, non ho mai bocca, naso, votato. capelli, pensi? Io dico bocca. Sulla bocca. Diamo le risposte al quiz di oggi. È il custù, è il gambo del cavolo. Poi attenzione, le gemme incastonate nella famosissima croce di Re Desiderio sono circa 210. Se avete pazienza provate ad andare a contarle. E nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in questo altare marmoreo, si tratta dell'altare dedicato a San Giovanni Nepomuceno, ad opera dello scultore bresciano Antonio Callegari. Insomma, in questo altare l'angioletto si mette un dito sulla bocca. Andate magari su internet a cercare la storia di questo particolare altare e di questo personaggio. Grazie, appuntamento alla prossima, arrivederci.